Un saluto a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Vediamo insieme le previsioni in Europa. Un po' di instabilità a causa di una circolazione depressionaria sulla penisola iberica, ma qualche fenomeno sparso anche a carattere temporalesco sulle stati danubiani e sulle repubbliche baltiche. Ma entriamo nel particolare della nostra penisola. Come vi anticipavo, un po' di instabilità ancora al nord e su parte del centro, decisamente meglio al sud, con temperature per lo più stazionarie. Entriamo ora insieme nel particolare del nord Italia. Tempo molto variabile con parecchi annuvolamenti al nord-ovest, qualche fenomeno ancora soprattutto sull'arco alpino e prealpino, maggiori schiarite sulla pianura veneta e un po' di instabilità anche sulla dorsale settentrionale, specie tosco-emiliana. E ora passiamo al centro, instabilità sulla Toscana e sul parte del Lazio, mentre andrà decisamente meglio altrove, soprattutto sul versante adriatico. Infine al sud sarà una bella giornata di sole questo venerdì, qualche annuvolamento un po' più compatto lungo il basso versante tirrenico e sulla Sardegna. Per il momento è tutto, aggiornamenti su trebimeteo.com.